necessario quindi recuperare delle aree degradate e anche dell'edilizia che può essere riutilizzata o, perché no, anche rivista completamente. Alcune zone a Satellia, ma anche nei quartieri più popolari della città, che è necessario che vengano in zone di Smirionis, per esempio, che è necessario probabilmente che vengano riviste completamente, perché alcune di queste vecchie abitazioni sicuramente non sono ecocompatibili, come si diceva poco fa. Anzi, noi nel nostro programma di governo della città abbiamo anche inserito la possibilità di riutilizzare degli stabili, per esempio demaniali, come può essere qualche caserma dismessa, e vedere come possono essere trasformati. In alcune parti d'Italia, per esempio, sono stati previsti anche all'interno dell'ambito sociale alla creazione di alcuni microalloggi, che possono essere sino anche a 40 metri quadri, quindi proprio microalloggi che possono consentire anche l'inizio della creazione di una vita da soli, per i giovani in particolare, e quindi oppure modelli di appartamenti dove a gruppi di coabitazione. Esistono anche queste possibilità. E a questo si lega molto la possibilità appunto degli studentati. Anch'io credo che anche il Partito Democratico non ritiene utile il campus diffuso. Pensiamo che invece un campus debba essere un campus universitario, con dei servizi specifici per gli studenti. Poi ovviamente ci può essere anche il resto, però l'idea è che esista e che debba esistere un campus vero e proprio. E quando si parla di campus abbiamo in mente i modelli di campus, l'idea di un campus diffuso è un altro modello che accade difficilmente in questa situazione, può essere realizzato a breve. E quindi ecco che delle strutture, appunto, quando si parla di gruppi di coabitazione o mini appartamenti, possono essere proprio quelli pensati per campus, per la coabitazione. Sicuramente che lo sbilancio di queste politiche in città occorrerà una collaborazione tra il comune e non solo, tra gli enti pubblici e il privato, per cercare di creare un circolo virtuoso anche attraverso agevolazioni fiscali comunali, penso all'ICI, alla TARSU, eccetera, per poter gestire e calmierare in alcuni casi anche gli affitti, sempre pensando agli studenti. E anche in questo caso noi, per fare più un collegamento, per creare un collegamento tra pubblico e privato e gestire meglio anche l'esistente e poter creare un collegamento migliore, ci può essere anche la possibilità di un'agenzia comunale che abbia il compito appunto di fare da tramite tra il privato e il pubblico.